Mistero, a lei la parola. Presidente. Signor Presidente, signori giudici, è noto a tutti, e non solo a voi giudici, ma anche ai non addetti ai lavori, che in genere, quando viene commesso un omicidio, non è assolutamente impresa facile individuare l'autore o gli autori. Se la polizia giudiziaria vi riesce, vi è poi la necessità di acquisire prove certe. Se viene individuato l'ambiente in cui è maturato il crimine, è spesso difficile, come tutti sappiamo, trovare delle prove idonee ad ottenere una pronuncia di condanna, a sostenere, come si dice, l'accusa in giudizio. È altro principio di ogni ordinamento civile che quando rimane comunque un margine di dubbio sulla responsabilità prevale sempre il principio di innocenza, il principio di non colpevolezza. Ma per poter arrivare a un processo, come abbiamo fatto nel caso che voi esaminate oggi e che avete esaminato in questi lunghi mesi, occorre prima fare delle indagini e tanto più è facile arrivare a un processo giusto, voi lo sapete, quanto le indagini della Polizia Giudiziaria, le indagini del PM sono accurate, minuziose, complete, ampie. Quando poi dopo queste indagini c'è stato il vaglio di un primo giudice, questo è il nostro ordinamento, che ha valutato gli elementi acquisiti, cioè il giudice dell'udienza preliminare, che con la sua autorità e indipendenza di giudice valuta se è il caso, se ci sono elementi, se ci sono indizi per andare davanti alla Corte d'Assise. E quindi teniamo presente che, è ovvio, ma lo ricordo ai giudici popolari, che non saremmo arrivati alla discussione in un dibattimento come questo se prima non si fossero superate queste fasi, superate positivamente. Però non è sempre così, lo sappiamo. Spesso, spessissimo, anzi nella maggior parte dei casi dei delitti d'omicidio o in buona parte dei casi, è inutile negarlo, al termine delle indagini gli autori rimangono ignoti. È lo stesso PM che decide, valuta che non è possibile celebrare un dibattimento, che non ci sono elementi per sostenere l'accusa in giudizio. È purtroppo nei casi di omicidio una ipotesi non rara. Se si guardano le statistiche, così tanto per capire come mai siamo qua e in che modo ci siamo arrivati, vediamo che i processi per ignoti, omicidi nei quali non siamo riusciti a individuare gli autori, sono moltissimi. Addirittura nel 60% dei casi dei delitti d'omicidio l'autore non viene individuato. E le statistiche ufficiali, tanto per avere un'idea, nel 1996 ci dicono che su 2.842 casi di omicidio sono 1.741 ignoti, cioè circa 2/3 ignoti. Capite voi quale è il tormento delle parti offese, quanto è difficile una constatazione per le parti offese ottenere giustizia. Vi è poi un'altra considerazione da fare per capire il nostro processo. In genere, perché questo è un processo particolare? Perché in genere è più facile individuare gli autori nell'immediatezza del fatto, lo sappiamo tutti. Nei giorni immediatamente successivi, se non è possibile proprio il giorno stesso, è più facile, è più sicuro individuare la verità e gli autori. È strettamente legato questo problema alla celerità delle indagini, a quello del tipo di prova, perché se ci sono, lo sappiamo tutti, testimoni oculari,
se c'è, rarissimo, un arresto in flagranza nel caso di omicidio, se l'assassino, gli assassini lasciano un'impronta chiara, certa, sul luogo del fatto, è facilissimo individuare l'omicidio. Ma spessissimo la prova non è così immediata e le indagini sono lunghissime. Sono indagini lunghe perché acquisire la prova quando non ci sono quelle situazioni di immediatezza a cui accennavo, ottenere la prova è una situazione lenta che matura nel tempo. E questo è ancor più vero in un certo tipo di delitti, di omicidi, quelli a sfondo sessuale. È una constatazione, sto facendo delle constatazioni esclusivamente per entrare, per capire che tipo di processo è questo e che tipo di prova è stata offerta alla Corte. E nei casi in cui si procede ad indagini per delitti sessuali, penso a quelle danni di prostitute, ai danni di omosessuali, e la possibilità di individuare gli autori è veramente remota. Ma c'è una situazione intermedia, cioè quella in cui si acquisisce una prova col tempo che è la cosiddetta prova indiretta, non la prova certa, la prova sicura diretta. C'è una prova indiretta e si celebrano i cosiddetti processi indiziari. Spesso nei casi d'omicidio il processo è indiziario, cioè ci si trova di fronte, quando il giudice è a valutare gli elementi, non a prove certe, ma a indizi raccolti nel tempo. Cioè, per capire, ovviamente mi rivolgo ai giudici popolari, in primo luogo, è la prova indiretta, cioè il fatto, la prova di una determinata circostanza non è diretta, ma si ricava da altre circostanze provate. È stata trovata una certa pistola in mano a una persona e da quella pistola, siccome è la pistola del delitto, si pensa che possa essere, si deve provare se l'ha avuta solo quel determinato autore, cioè tutti elementi indiretti che il nostro codice fa assurgere a prova quando, dice il codice, sono univoci, numerosi e concordanti. Ovviamente capite che quando il processo è indiziario, quando la prova è indiretta, il compito del giudice è sicuramente più difficile, perché deve valutare questi elementi senza avere la certezza, deve fare dei passaggi logici, il giudice. Ma c'è una terza possibilità, è quella in cui vi trovate voi oggi in questo processo, cioè un processo in cui la prova è, dico io fortunatamente, da valutare, ma è una prova diretta. Sono casi più rari questi. Dico prova diretta perché sono quei processi in cui c'è qualcuno che dice: io ero presente, ho visto, vi racconto com'è andata, sono un testimone oculare, vi dico io come sono andate le cose, non dovete fare dei ragionamenti per capire, per dedurre, l'ho visto io, ve lo racconto. Oppure, meglio ancora, quei processi in cui qualcuno si confessa autore dei fatti. Questi sono i processi a cui un PM, ma anche i giudici, preferiscono trovarsi davanti. È una constatazione più ovvia non la potrei fare, però è bene, per poi valutare tutto ciò che abbiamo visto in quest'Aula, avere davanti questo quadro di possibilità. Quindi, dicevo, nella normale accadimento del lavoro, in questo caso delle Corti d'Assise, è raro, più raro,
trovarsi davanti a una confessione, a uno degli imputati che ammette le proprie responsabilità, in cui spiega il perché. Un autore che dà una spiegazione esauriente di come sono andati i fatti. È chiaro anche qui che è più facile avere e ottenere una confessione nei reati in cui più semplici, in cui il movente è semplice, nei reati a sfondo familiare, economico, marito-moglie, un omicidio dovuto a motivi economici, in cui è semplicissimo con le indagini arrivare a una confessione. Più difficile è la confessione nei casi in cui il movente è più complesso. Poi c'è un altro elemento da tenere presente in questa possibilità che ha davanti a sé una corte d'assise di trovarsi davanti a elementi di un tipo o di un altro. Anche quando c'è confessione, le confessioni non sono tutte uguali. A volte è una confessione spontanea. L'autore si presenta agli investigatori, naturalmente, dice: sono stato io, ho fatto questo. Cioè una confessione nel quale è l'autore che si presenta e spiega come sono andati i fatti, e quindi l'indagine, il compito degli investigatori e del PM è quello, e del giudice poi, di verificare dopo la confessione, a posteriori, se dice la verità e se ci sono elementi per crederlo. Ma c'è la possibilità esattamente inversa, cioè sono le indagini che vanno avanti, minuziose, particolari, c'è acquisizione di elementi oggettivi da parte della polizia giudiziaria, c'è contestazione di questi elementi al presunto autore e quindi confessione, cioè la situazione inversa, una confessione che avviene dopo che gli autori hanno acquisito elementi. E qui allora sia le indagini che il compito del giudice di valutazione, ovviamente, perché a questo punto è un compito di valutazione, è più semplice perché abbiamo elementi oggettivi sulla base dei quali l'autore ha confessato. Dicevo, è più semplice rispetto all'altro caso, perché ci sono due situazioni: una oggettiva ricostruzione dei fatti, un'individuazione dell'autore e l'autore che ammette. Capite che è una situazione ben delineata davanti al giudice, perché il giudice ha due elementi già pronti: una ricostruzione oggettiva e un autore che dice sì, le cose sono andate così. È ovviamente una situazione semplice per il giudice, ma altamente delicata, perché l'operazione non è quella di ricostruire i fatti, ma è quella, si sposta tutta di verifica, è un'operazione di verifica della credibilità di colui che confessa, che ammette. Quindi si sposta su un problema di valutazione della credibilità, che può essere credibilità di colui che ha confessato, credibilità di eventuali testimoni che hanno detto: noi c'eravamo, le cose sono andate così. Capite che con un quadro di questo tipo noi, è ovvio, abbiamo già individuato che nel nostro processo siamo già partiti in una situazione, a mio avviso, per il giudice facilitata, perché il giudice si è trovato, e voi, come coloro che hanno indagato, come il PM, davanti a una situazione in cui ci sono degli elementi di prova diretta molto forti. Quindi noi oggi siamo in una situazione in cui dobbiamo solo verificare con calma, con attenzione, quello che ci è stato raccontato, per vedere se è la verità. Non dobbiamo affannarci a
costruire, dedurre, vedere, capire. No, la situazione è chiara, è oggettivamente chiara, dobbiamo solo verificare, riscontrare. Allora, se la situazione è di questo tipo, quando c'è una confessione, quando ci sono dei testimoni oculari, la prima cosa da fare nell'operazione di verifica è quella di verificare in primo luogo i motivi per i quali colui che si professa autore ha ammesso le sue responsabilità. Perché dobbiamo verificare, ci potrebbe essere in astratto un interesse a mentire, un interesse a raccontare cose false, ecco il vostro compito di verifica. Ci può essere la necessità di verificare se un teste che dice qualcosa sbaglia o mente anche il teste o dice cose non vere. Ci può essere ancora una possibilità che noi giudici, voi giudici, dovete tenere ben presente. Ci può essere il teste o l'autore che confessa, il quale è stato indotto da qualcuno, può essere benissimo, una verifica che nel nostro caso dobbiamo fare, da qualcuno a raccontare cose non vere, oppure può essere indotto anziché da qualcuno da circostanze obiettive che lo hanno costretto a raccontare cose non vere. Noi questo lavoro abbiamo fatto nel nostro dibattimento, abbiamo verificato questo e oggi siamo nella fase in cui dobbiamo controllare come sono andate queste cose, perché il nostro è un processo di questo tipo. Ma nei casi di confessione, sto parlando per ora ancora in astratto ovviamente per facilitare poi l'introduzione degli argomenti successivi, può esserci una situazione ancora più delicata, ancora più complessa, nel senso che colui che confessa può fare la cosiddetta chiamata di correo. Può dire: c'ero io, ho fatto questo, ma c'era anche un altro o altri. Capite allora che in questo caso la verifica di cui si parlava è una verifica che deve essere ancora più attenta, scrupolosa, perché nei casi di chiamata di correo non c'è solo da essere guardinghi per le responsabilità dell'autore, ma anche del chiamato. E allora qui questa verifica per vedere le ragioni che hanno indotto chi ha confessato a proclamarsi autore, bisogna vedere se ci sono ragioni per i quali qualcuno ha fatto la chiamata di correo. Capite che dire c'ero io e c'era lui è già un elemento molto forte rispetto a quello c'era lui e io no. Su questo è pacifico, però anche nei casi di chiamata di correo, oltre alla confessione, è chiaro che noi tutti, prima nel corso delle indagini e voi nel corso del dibattimento e oggi al momento della decisione, dovete tenere presente benissimo queste emergenze, le caratteristiche di questi processi, la necessità di impostare il vostro lavoro e la vostra decisione su questi presupposti metodologici. E allora forse una volta visto che è necessario vedere i motivi per cui qualcuno ha confessato e in più ha fatto la chiamata di correo, la prima verifica che bisognerà fare preliminare è quella di verificare la capacità intellettuale, le capacità cosiddette di intendere e di volere del chiamante, di quello che confessa, del teste. È un'operazione preliminare perché è quella che ci mette un attimo con le spalle coperte prima ancora di vedere cosa ha detto. E questo ultimo che io ho appena descritto in astratto, un processo in cui c'è un confesso e un teste che raccontano la verità, un processo che tutti vorremmo celebrare, perché, dicevo, è il processo più semplice, perché io devo fare altro che stare a sentire,
e poi soltanto valutare. Non devo cercare di capire cose lontane, difficili, no, è tutta lì la ricostruzione. Io devo solo vedere se le persone sono credibili. E tutto questo il nostro ordinamento prevede che venga fatto nel contraddittorio delle parti, no? Come è successo? Cosa abbiamo fatto in questi mesi? Abbiamo fatto proprio questo, abbiamo cercato nel dibattimento di fare questa valutazione, presenti tutte le parti, ognuno ha la possibilità di incidere sulla formazione della prova. E in un dibattimento come questo, che ripeto, stiamo analizzando in astratto, ancora non siamo assolutamente al caso concreto, ci arriviamo, ma è importante per poi capire gli elementi veramente acquisiti, può accadere che la prova che il PM intendeva fornire è venuta meno. Può succedere, per Bacco. Cosa potrebbe succedere? Che la confessione venga ritrattata, per carità, è una cosa possibilissima, no? È un confesso, poi arriva un dibattimento, per carità, vi spiega il perché ha mal confessato. Può essere un test fondamentale che non si presenta o che dice no, le cose non sono così. Un imputato, uno degli autori può presentare un alibi di ferro in cui vi dice hai voglia la confessione, ma io quel giorno ero da un'altra parte, eccovi il documento. Può essere che la difesa vi presenta dei documenti inoppugnabili, oggettivi, per dimostrare che la costruzione, nonostante la confessione e la testimonianza, è completamente non credibile. Può succedere. Quindi anche questo è una possibilità. Può darsi che nel corso del dibattimento, nel contraddittorio, si riesca a vedere i fatti come se svolti in modo completamente diverso. Può avvenire, e questo è avvenuto invece nel nostro processo, che il materiale che era stato raccolto nel corso delle indagini, nel dibattimento, si arricchisca. Non solo diventa prova piena, ma nel contraddittorio si arricchisce di nuovi elementi e prende corpo nel modo in cui si era presentato nel corso delle indagini. Confessione confermata, testi che si presentano, che confermano, documenti a riprova. E questa è la situazione ideale. Signori, io credo di non sbagliare nel presentare a voi gli elementi di questo processo sotto questa ottica, perché il processo a carico degli odierni imputati è un processo che ha avuto questo sviluppo. Il dibattimento ha consentito innanzitutto di precisare interamente i fatti, così come sono stati contestati, ha consentito di precisare le esatte responsabilità di ciascuno degli imputati, ma soprattutto questo dibattimento ha permesso di acquisire e di presentare oggi a voi per la decisione un materiale più che sufficiente, direi abbondante, di provenienza certa e sicura, che vi permette oggi una decisione, qualunque essa sia, serena e tranquilla. Sarà una decisione che vi consentirà, in un caso grave come questo, di decidere sulla base di elementi certi, sicuri, provati nel corso delle indagini, confermati e arricchiti nel corso del dibattimento. Non ci sono, lo sapete, stati alibi infallibili forniti da nessuno degli imputati,
tutti i testi, tutti quelli indicati dall'accusa si sono presentati. Vedremo cosa hanno detto fra un po'. Addirittura, lo sapete, nel corso del dibattimento sono state acquisite ulteriori testimonianze su fatti apparentemente marginali, però ulteriori testimonianze perfettamente in linea con quello che era emerso nel corso delle indagini. Vedremo dettagliatamente anche questa, ma sono venuti testi in quest'Aula che non solo hanno aggiunto circostanze nuove, hanno precisato i fatti, ma hanno fornito elementi che l'indagine non era riuscita a ottenere. Per questo dico che il lavoro delle parti e quello vostro è un lavoro sicuramente tranquillo, non c'è e non ci può essere nessuna indecisione, perché gli elementi ci sono tutti. Vorrei continuare un attimo nelle premesse, perché poi è sempre più facile, quando siamo davanti ai dati certi che io sottoporrò alla vostra attenzione, capirsi. Vorrei ripercorrere un attimo con voi quello che è emerso nel corso dell'istruttoria in merito all'origine del processo, perché è importante per valutare come ci si è arrivati. Oramai è di tutta evidenza che siamo arrivati a una situazione che ha passato le tre fasi di cui dicevo. Se le tre fasi di cui abbiamo parlato in astratto sono quelle indagini a carico di ignoti, indagini con autore noto ma processo indiziario e indagini autore noto e processo a prova diretta, vedete che per questi fatti, i cosiddetti delitti ai danni di giovani coppie, i cosiddetti delitti del mostro di Firenze, oramai è un termine fortunatamente superato, almeno con questa parola mostro, abbiamo percorso proprio queste fasi e c'è un perché, ma il capire il perché abbiamo attraversato queste tre fasi è, secondo me, molto importante. Perché c'è stata una fase in cui è noto a tutti, ricordiamocelo, lo sappiamo, non lo neghiamo, vogliamo che tutti lo abbiamo ben presente, lo sanno purtroppo le parti offese, in cui si brancolava nel buio, autore o autori completamente ignoti. Erano le indagini sbagliate, sicuramente. Sono indagini che hanno attraversato un arco di tempo lunghissimo. Forse gli apporti della scienza che erano stati forse chiesti impropriamente non sono stati, come vedremo poi in concreto, perfetti, tali da aiutare l'indagine. È chiaro che la fase dell'autore ignoto è stata lunghissima, altro che immediata come si poteva auspicare. Quindi questo è un processo che è un'indagine che è andata avanti a tappe. Finché siamo arrivati, lo sappiamo, lo ripeto, ma è bene capire come ci siamo arrivati per far vedere che è sicuramente un'indagine che così lunga e particolareggiata ha prodotto una verità. Siamo arrivati a quel processo che a questo punto sembra, intermedio, qualcosa del genere, se mi consentite il termine, un processo a carico di un autore nel 94, a carico di Pietro Pacciani, un processo caratteristico perché era proprio un processo a prova indiretta, un processo che ora sapete è in fase di appello, in cui la Corte di Cassazione è intervenuta annullando una sentenza dicendo che gli indizi di quel processo, gli indizi che voi avete capito che cosa erano quelle prove indirette, sono oggi, ha riconosciuto la Corte di Cassazione, in una fase in cui è possibile ottenere qualcosa di più e quindi in quel processo dovranno essere tenuti davanti di fronte anche questi elementi. Quindi questo andare per gradi ci tranquillizza, perché non è un qualcosa che è uscito dal cappello dell'investigatore che ha detto una mattina ecco qua,
questa è la verità. No, ci siamo arrivati per tappe, lentissimi, verifiche, controverifiche. E come è nata questa individuazione lenta delle responsabilità? È perché in quel primo dibattimento si è individuato che c'erano la possibilità di identificare dei testi che si presentarono spontaneamente, per tutti il Nesi Lorenzo, il quale disse: ma no, io quella sera altro che Pacciani da solo, io l'ho visto insieme a un'altra persona. Ecco che l'elemento di novità. E come mai si è dovuto attendere ancora tempo e lo stiamo ancora cercando di costruire? Perché evidentemente sono fatti eccezionali questi, c'è poco da fare, lo sapete, lo vedete dalle imputazioni, lo sapete per conoscenze esterne, che è ovvio, lo abbiamo visto nel corso delle udienze, coloro che devono raccontare qualcosa, coloro che devono testimoniare hanno un timore, hanno qualcosa, hanno qualche difficoltà, diffidenza, paura a raccontare. E quindi questa verità è venuta pezzetto dopo pezzetto. Però da quel dibattimento è emerso quel dato che ci ha portato oggi davanti a voi, cioè quell'autore così identificato, e questo processo ci ha dato elementi ulteriori a suo carico, Pacciani Pietro, quell'autore quella sera non era solo. La sera, quantomeno, del delitto di Scopeti del 1985, già in quel processo a Pacciani ci siamo accorti che non era solo. E quindi occorreva andare avanti. Fa bene ricordarselo, questo, lo sappiamo, ma ridircelo tutti fa comodo e è opportuno nel momento in cui dobbiamo valutare certe posizioni e certi fatti. Perché cosa è successo? Punto fondamentale di quel dibattimento. È venuto molto chiaro, chiarissimo, che non ci trovavamo più assolutamente, non ci eravamo mai trovati, avevamo sbagliato tutti, davanti a un serial killer. Non era il mostro di Firenze, unico, imprendibile, genio del male che si era dipinto, persona al di sopra di ogni sospetto, superuomo, malato, non malato, psicotico, psicopatico. No, quella era un'impostazione, lo hanno detto dei giudici, non l'ha detto colui che aveva indagato, non l'hanno detto gli investigatori, era un'impostazione sbagliata. Ci trovavamo per questi fatti con contorni molto più terreni, altro che mostri, altro che serial killer, provinciali, di campagna, di vita contadina, triste, che noi abbiamo con difficoltà cercato di investigare. E lo sappiamo, il merito di questo va in buona parte a dei giudici, ai giudici come voi, di una corte d'assise, a quella corte di assise che 4 anni fa, con l'autorità di giudice, valutando quei fatti, ha maturato questa convinzione molto forte che non ci trovavamo di fronte a un serial killer. Altro che mostri, altro che serial killer, provinciali, di campagna, di vita contadina, triste, che noi abbiamo con difficoltà cercato di investigare. E lo sappiamo, il merito di questo va in buona parte a dei giudici, ai giudici come voi, di una corte d'assise, a quella corte di assise che 4 anni fa,
con l'autorità di giudice, valutando quei fatti, ha maturato questa convinzione molto forte che non ci trovavamo di fronte a un serial killer, ma a condotte di più persone. Che sia stata acquisita quella sentenza o no, non ha importanza, non è questo, perché è nel dibattimento nostro che è emerso. Perché è emerso chiaramente che la notte dell'85 Pietro Pacciani non era solo. La Corte di Assise parlava che in quel dibattimento era emerso un complice in posizione subalterna. L'abbiamo visto noi come stanno effettivamente le cose. E quindi, facendo una cronistoria, sia pure breve, per capire perché siamo poi arrivati a questo, è chiaro che l'indagine è continuata. È nata questa nuova indagine e questo secondo dibattimento che in sostanza è indirettamente legato al primo e in buona parte per gli stessi fatti. Ecco, però, per valutare le prove che oggi abbiamo portato in quest'Aula, bisogna vedere che cosa si è fatto per acquisirle queste prove. Avevamo questa indicazione: Pietro Pacciani non era solo quella notte, aveva un complice. E noi si è ricominciato da capo, onestamente. Si è cominciato da capo per vedere come stavano le cose in un'ottica investigativa completamente diversa, basata su fatti, su dati oggettivi, non su impostazioni, un mostro serial killer. Si è cominciato di nuovo e poi vi è stato descritto qua dal dirigente della squadra mobile di Firenze, dottor Giuttari, come si è proceduto. Con una prova tradizionale, minuziosa ricerca quotidiana degli elementi, non assolutamente tesi precostituite. E cosa ha fatto la polizia giudiziaria? Ve l'ha descritto in primo luogo quella testimonianza, secondo me fondamentale, fatta all'inizio di questo processo del dirigente della squadra mobile, appunto, il quale vi ha riferito come stavano le cose, quali erano gli elementi. Vi ha riferito, cito le sue parole, perché sono fatti oggettivi, dice: leggendo e analizzando gli atti di polizia giudiziaria esistenti a quel momento, al 1995, quando era stata pronunciata quella sentenza, ho constatato che tra gli atti che c'erano vi erano numerose testimonianze, già allora importanti, che nell'ottica dell'autore unico erano difficili da interpretare. E si è capito, si è visto che già nel momento in cui si cercava di acquisire elementi per quel primo processo, vi erano testimonianze molto utili, importanti, perché erano testimonianze acquisite al momento dei fatti che indicavano in qualche modo indirettamente, già allora, già al momento dei fatti, ecco qua il punto fondamentale, che in alcuni omicidi erano state viste più persone, c'erano sicuramente più macchine, più automobili che giravano intorno. Allora si è partiti proprio da quelle testimonianze. Questo ha fatto la squadra mobile e questo poi è quell'iter che ha consentito di arrivare a quella confessione che voi sapete, a quella testimonianza fondamentale di quella persona, Pucci Fernando, che ha detto: io c'ero, io ho visto. Ma è attraverso questo verifica di testimonianze di persone che erano soprattutto presenti di passaggio nell'85, attraverso questa strada si è individuato che questo delitto dell'85, il più vicino a noi, quello per il quale era più facile acquisire elementi, era un delitto in cui
la presenza di queste persone aveva trovato in qualche modo una documentazione in verbali di polizia. Quindi capite che se noi, come è vero, abbiamo oggi davanti una serie di testimonianze acquisite all'epoca dei fatti, 1985, disinteressate, tranquille, sulle quali poi abbiamo cercato man mano di capire di più, di approfondire, non ci troviamo assolutamente di fronte a prove indiziarie. Nessuno vi ha parlato in questo processo di oggetti appartenuti alle vittime trovati in possesso del presunto autore o dell'autore. Non vi si è parlato di prove costituite da pezzi di arma o di bossoli con impronte dalle quali si può dedurre che quel bossolo, come nel processo Pacciani, era in quell'arma e quindi il Pacciani per quel motivo unico, per quegli indizi, è l'autore. No, qui abbiamo elementi completamente diversi che nascono proprio dalla lettura di atti che già c'erano, una lettura migliore. Chiaramente finché qualcuno non si è deciso a raccontare meglio non era possibile capirle quelle testimonianze. Solo perché qualcuno ha spiegato siamo riusciti a capire meglio. È chiaro che nel momento in cui tutti tacevano e nessuno voleva fare il passo, al di là di quegli indizi non si poteva andare. Chi avrebbe mai pensato che si arrivava a individuare qualcuno, una persona, poi imputata, mi riferisco a Lotti Giancarlo? Come si poteva pensare in una indagine di questo tipo che qualcuno si presentava un giorno in un processo dicendo sì, io c'ero? Non era nemmeno immaginabile, è inutile negarci. Immaginare che qualcuno sarebbe arrivato e avrebbe un giorno detto per fatti così importanti e gravi io c'ero, ho fatto da palo, vi racconto la dinamica, vi dico chi sono gli autori, vi do indicazioni sui moventi. Per carità, non era assolutamente immaginabile allora. Ma questo nuovo modo di procedere, cioè questo ulteriore approfondimento di fatti che piano piano si sono spiegati, ci dà oggi quella tranquillità che cercavamo, cioè il vedere perché siamo arrivati lentamente alla conoscenza sempre più ampia di questi fatti, molto lentamente, è un elemento di tranquillità. È un elemento che ci mette sicuramente gli investigatori, ma anche voi, di fronte a una situazione che man mano qualcuno comincia a spiegare, ma non si butta, non si tralascia niente, tutto quello che man mano viene acquisito è completamente valido. È chiaro che quindi questa vicenda ha avuto, se si può usare un termine, un metabolismo lentissimo, cioè se il metabolismo è in una fase in cui si parla di processi, è chiaro che andando così lentamente è vero che la sensazione di lentezza non fa piacere, però è sicuro che se gli elementi precedenti vengono confermati siamo sulla strada della verità. Quindi quando in quest'Aula qualcuno più volte ha indicato che questo metodo non era altro che un accanimento investigativo, ha letto queste vicende in maniera non corretta. Voi invece avete quotidianamente potuto verificare che non c'è stato alcun accanimento, c'è stato soltanto una lettura quotidiana
di elementi successivi che si costruivano, si chiarivano uno dopo l'altro. E devo dare atto che a questa operazione ha partecipato questa Corte. Avete partecipato voi in maniera veramente rigorosa, bisogna riconoscere, perché avendo davanti un compito delicatissimo che io ho cercato di delineare finora solo nel metodo, lei, signor Presidente, e tutti voi giudici con le vostre ordinanze quotidiane avete dimostrato di dare la massima attenzione a tutti, di lavorare con scrupolo. Abbiamo messo tanti mesi. Era un caso in cui era indispensabile una verifica attenta di tutti gli elementi. Chiunque di noi si è alzato e vi ha fatto proposte è stato ascoltato. Poi la Corte ha preso di volta in volta le sue motivate decisioni. Mi sembra che una premessa di questo tipo era indispensabile, soprattutto mi rivolgo ai giudici popolari, per capire esattamente la portata degli elementi probatori raccolti. Io quindi, una volta in cui ci siamo chiariti tutti le idee sul fatto che abbiamo un processo in cui dobbiamo solo verificare sostanzialmente una confessione e delle testimonianze, un processo in cui dobbiamo porre la massima attenzione sulla verifica, poi se ci sono o meno elementi obiettivi di riscontro, abbiamo tutti presente che i punti fondamentali sono nei fatti, in alcune precise dichiarazioni da cui siamo partiti. E da queste, passando all'oggetto di queste prove, di queste testimonianze, vorrei partire. E vorrei partire con voi dall'esame, direi dettagliato, scrupoloso, quantomeno da parte mia, ma lo farete senz'altro anche voi, delle dichiarazioni di colui che si è dichiarato teste oculare, dalle dichiarazioni di Fernando Pucci, perché ho cercato di ricordarvi, poi ne riparleremo man mano, che quel teste oculare viene individuato da indagini strettissime della squadra mobile, si arriva a identificare che attraverso quelle testimonianze che già conoscevamo ci sono state per il 1985 presenti sul luogo dei fatti altre persone e siamo arrivati a Fernando Pucci. Quindi attraverso elementi che è stato possibile chiarire man mano siamo arrivati alla identificazione certa di una persona che è stata sentita, Fernando Pucci, e che ha dichiarato quel che ha dichiarato nel dirsi io c'ero. Vedremo pian pianino perché penso sia indispensabile un'analisi minuziosa. E siamo arrivati a Pucci, lo sapete, attraverso quella testimonianza di due persone, cioè Ghiribelli e Galli, quelle persone che avevano visto. Ci arriviamo e ora serve solo per darci l'indicazione. Partiamo da Pucci perché secondo me è più importante. E siamo arrivati a identificare Pucci sicuramente perché avevamo accertato, c'è anche un'intercettazione telefonica, poi la vediamo, che Pucci sicuramente, Pucci Fernando, era lì quella sera insieme a Lotti Giancarlo. Cioè cos'è l'elemento forte che nel capire come si erano svolte le indagini successive c'era un punto fermo? Qual era l'elemento? La presenza della Fiat 128 rosso sbiadito a coda tronca davanti alla piazzola degli Scopeti la sera dell'omicidio dell'8 dicembre dell'85. È un punto fermo, cioè è un punto fermo, chiarissimo, sul quale oggi noi non abbiamo niente da dire, non possiamo assolutamente, e vedremo anche perché nei dettagli, avere dubbi. C'era quella macchina. Allora
è un punto fondamentale, la presenza oggettiva, al di là delle dichiarazioni degli occupanti di quella macchina, che poi sappiamo sono Pucci e Lotti, noi abbiamo una certezza che quella macchina era lì. Accantoniamo un attimo, diamo per scontato che ce l'abbiamo, poi lo verifichiamo, perché vorrei andare subito a vedere da questo punto fermo come siamo andati avanti. Vi dicevo di elementi oggettivi. Questo è il primo. E allora, se sappiamo che c'è la 128 rossa con Pucci e Lotti, siamo andati a chiederlo a questi signori, no? È ovvio. Dice, ma voi c'eravate e come stanno le cose? Ma chiaramente ci siamo trovati, sentendo Pucci nel corso delle indagini e in questo dibattimento, davanti a una persona particolare. Perché negarlo? È proprio nel momento in cui ci rendiamo conto di chi è Pucci che possiamo capire, crederlo, non crederlo. Ognuno spenderà i propri argomenti. Io vorrei però davanti a voi oggi proseguire con calma, portando elementi oggettivi. Le valutazioni poi le facciamo dopo, le fate voi. Pucci Fernando, dicevo, colui che è sicuramente quella sera lì, è una persona che ha tenuto un comportamento, continuo a dire, particolare. È giusto, tutti quanti ci siamo un attimo messi davanti a una persona. Caspita, ma è credibile, non credibile? Questa indagine, questo PM, ma cosa hanno fatto? Hanno portato un test che si comporta così. Vediamolo, non c'è motivo di liquidare una situazione simile. Pucci Fernando è un test, mi sembra aver sentito in sede del Tribunale della Libertà, crollato paurosamente da parte del difensore Vanni. È un argomento legittimo usato dal difensore, però io vorrei arrivare oggettivamente a valutarlo. Poi vediamo. Noi sappiamo che c'era, questo lo sappiamo da altri, vediamo questo signore. È una persona, Pucci Fernando, particolare, ma non è un incapace. Elemento obiettivo, è una persona dichiarata invalida civile. È un elemento oggettivo, dobbiamo tenerlo presente. Nessuno può partire sul presupposto che Pucci è un direttore di banca, casualmente passato di lì, un stimato professionista. Poi sappiamo perché, come sono andati fatti e chi erano quelle persone. È chiaro che poteva esserci solo un tipo come Pucci, ma lui dobbiamo valutare. È un invalido civile, ma abbiamo accertato con quella perizia e quei dati acquisiti obiettivamente che l'invalidità civile gli è stata riconosciuta sulla base di dichiarazioni che i familiari hanno fatto. È un ragazzo che non lavora. Non c'è nessun altro tipo di accertamento specifico se non quella di una invalidità, incapacità di lavoro che è stata certificata in un lontano anno 74-75. Quindi a noi questo poco interessa, che sia invalido civile, che abbia capacità o meno di lavorare, perché qui non è chiamato sicuramente a svolgere lavori di grande impegno. Lo abbiamo chiamato e portato in quest'Aula solamente per farci raccontare cosa aveva visto quella sera. Cioè, io lo ricordo a me stesso, non è un test che va valutato sotto il profilo non sarà capace di recitare a memoria un brano della Divina Commedia. Sicuramente non lo sarà capace. Non sa spiegare formule matematiche, sicuramente non lo sarà capace, ci ha spiegato che scuola ha fatto. Però è una persona che doveva solo spiegarci o raccontarci cosa ha visto lui sotto i suoi occhi in una determinata circostanza. E quindi la nostra necessità di fare questa verifica della capacità testimoniale del Pucci è sotto questo profilo, niente di più. E anche su questo il PM ha cercato, secondo me, doverosamente, prima che correttamente, di fare anche una verifica scientifica. Cioè, ma quello che stiamo cercando di capire, cioè questo è una persona che racconta la verità, è una cosa che risulta oggettivamente da qualche parte, abbiamo il conforto di qualcuno. Certo, prima, e poi li abbiamo sentiti in quest'Aula, i professori
Lagazzi e Fornari, che sono stati nominati come consulenti tecnici del PM, hanno fatto quella valutazione che è necessaria e richiesta dal codice, dall'articolo 196 del codice di procedura penale, cioè prima di dire nella valutazione che voi dovrete fare al momento opportuno se ciò che ha detto Pucci è vero e verificare se è capace, bisogna vedere se è capace al fine che noi ci proponiamo, quello di rendere testimonianza. E i consulenti tecnici è un dato di fatto, ma è emerso chiaramente, lo abbiamo sentito, cioè sulle cose elementari come quelle che dovete descrivere, le ha descritte con una chiarezza, lo vedremo fra un po', che non ha lasciato assolutamente perplessi, le perplessità sono altrove, le vedremo, ma la capacità di esprimersi, di raccontare, di memorizzare è chiarissima, tant'è che l'esame dei consulenti tecnici, non controbattuti da nessuno in quest'Aula, e per questo solo da tenere ben presenti, ferma ovviamente il potere dovere della Corte di pensarla come credere perché è perito dei periti, Lagazzi e Fornari hanno concluso semplicemente la sua personalità difficile da esaminare non influenza la sua attendibilità. Parole chiare, semplicissime, spiegate nella risposta al quesito ancora meglio. L'esame del Pucci, ci hanno raccontato i periti, ci consente di affermare con chiarezza, senza sostanziali riserve, che anche nel caso in cui eventuali ulteriori indagini realizzate con la collaborazione del soggetto Pucci ci consentissero a quantificare il suo obiettivo deficit intellettivo, perché questo deficit c'è, è un deficit che non costituisce e non costituirebbe mai un disturbo psicopatologico tale da rendere inattendibili le sue dichiarazioni. Questo è il responso della scienza. Noi, anzi voi, siete i periti dei periti e quindi lo prendete come un dato di fatto. Anch'io lo prendo come un dato di fatto. Per me la scienza ci ha detto qualcosa. L'abbiamo visto noi in quest'Aula a lungo, possiamo dire cosa abbiamo visto noi e cosa è emerso. Siamo d'accordo con questi periti. In quest'Aula è emerso qualcosa che ci consente di stare tranquilli su questa testimonianza. Abbiamo innanzitutto visto il soggetto, no? Guardate che discorso complesso dobbiamo fare per valutare prima cosa ha detto. Vediamo la persona. Secondo me è un metodo correttissimo. Quando il difensore degli imputati o qualche difensore vi ha detto ma questo test, prima vediamo chi è, ha fatto un lavoro corretto, ha fatto proprio bene a stimolarvi a verificare se Pucci, al di là di quello che ha detto, è persona che chi è, insomma, ma vediamolo prima, poi si crederà o meno. Non è il direttore di banca. In quel caso forse non c'era bisogno di consulente tecnico, non c'era bisogno di 196. Ma chi è questo Pucci? Perché per capire se possa veramente essere stato presente quella sera nell'85 a Scopetti bisogna vedere chi è. Chiediamocelo. Abbiamo le menti? Certo, io vorrei che li vedessimo insieme prima di dire cosa ha detto. Una persona ce l'ha detta lui stesso e ce l'hanno dette i parenti. Abbiamo sentito i parenti, con dovizia abbiamo fatto tutte le domande ai parenti. Guardate perché ci sono voluti 8 mesi, perché non ci siamo assolutamente, non vi siete mai rifiutati di approfondire. È una persona che tutti ci hanno detto concordemente conduce una vita molto semplice. Questo l'hanno detto sempre, tutti l'ha detto lui stesso, un amico del Lotti. Anche questo. Andavamo insieme dalle prostitute, tutti ce l'hanno detto, dai parenti a loro stessi. È un omino, scusatemi il termine, che si muove con un motofurgone, da solo non va oltre San Casciano, torna raramente a casa tardi, avverte, la sorella lo controlla, ma i parenti ci hanno tutti dato un elemento che a noi è importante acquisire oggi per valutarlo. È un ragazzo che non è capace di inventare, proprio non gli riesce materialmente. Noi fratelli, da quando è morta la mamma, lo abbiamo sempre protetto. Ecco, questo ragazzo omino, facciamo
una via di mezzo, come lo vogliamo descrivere non ha importanza, si è presentata a voi come una persona sicuramente spaesata ma cosciente, uno che forse è stato troppo protetto e che quindi quando aveva qualche ora libera, qualche pomeriggio libero, faceva quel che gli pareva, andava con Lotti, i parenti non sapevano, non volevano, non hanno saputo, non ha importanza, era l'uomo che comunque era un uomo, doveva andarsene per fatti suoi, nessuno la sorella poteva controllare, quella sorella che qui ci è venuta a dire ma cosa facesse la domenica, io non lo so, il fratello andava a prostitute, lo sapevo, è un uomo, questo è Pucci, Io, è bene che tutti lo abbiamo presente. È chiaro che una persona di questo tipo, di queste dimensioni, di queste capacità, che si presenta un giorno alla polizia giudiziaria, che si mette lì e gli contesta che era lì quella notte su quel 128 nei pressi, e quando gli si fa le domande non è capace di inventare, o decide di stare zitto o se racconta dice la verità. È ovvio. È chiaro che sia pure un soggetto così siamo stati indotti a crederlo subito, perché era un racconto talmente particolareggiato di quella notte a Scopeti che era difficile non crederlo, fermo restando il dovere di verifica di quello che diceva. E allora vediamo questo racconto, perché è un racconto sempre chiaro, l'ha fatto davanti a voi con una chiarezza questo racconto. Io mi ci soffermo a lungo, lo dico subito, e ha detto subito a cosa aveva assistito. E poi, siccome quello a cui aveva assistito è una cosa molto importante, molto grave, molto, sappiamo, sconvolgente, gli si è chiesto subito, ma come mai hai taciuto? Com'è possibile che tu abbia taciuto per tanti anni? E lui ha detto subito, io avevo paura, mi avevano detto di non parlare, io volevo andare dai carabinieri, io l'ho detto subito a Lotti, quello che abbiamo visto è una cosa importante, diciamolo. Ecco, il personaggio vi fa un racconto e vi fa subito capire attraverso un elemento che dà lui stesso che è una persona che ha capito, altro che incosciente. Tant'è che sta zitto, lui tace per 10 anni perché ha capito a cosa ha assistito. Se fosse stato uno così, completamente incapace, l'avrebbe raccontato subito, la sera stessa ai carabinieri, si sarebbe mosso. No, aveva paura, ha assistito a qualcosa di importante. Ecco un elemento sul quale noi dobbiamo cominciare a valutare, perché se vogliamo, dobbiamo credergli, abbiamo un elemento che è uno che per 10 anni è stato zitto volutamente perché ha ricevuto una minaccia. Guardate quante cose ha capito. Si è comportato in un certo modo perché ha capito. Cioè è una persona che capisce le cose, perché questo racconto lo poteva fare 10 anni prima. E poi ha capito talmente bene che alla polizia giudiziaria dirà dopo, e non ricordo se è stata fatta la domanda, però il verbale è stato prodotto perché sono state fatte le contestazioni, lui stesso ha detto, dopo che ho raccontato mi sono liberato di un peso, a me questi 10 anni, questo fatto che non riuscivo a dirlo e non lo dicevo mi hanno pesato, hanno compromesso la mia amicizia con Lotti, e lo racconteranno i parenti di come questo ragazzo non lo voleva dire e poi raccontandolo con tutti i particolari per cui i parenti stessi che lo conoscono meglio di noi lo hanno creduto, hanno capito che questo ragazzo aveva bisogno di liberarsi di qualcosa. Questo è il personaggio, come si è comportato. Allora vediamo se questa persona, questo soggetto, in dibattimento ha tenuto un comportamento valutabile in modo diverso, o se il suo atteggiamento in dibattimento è perfettamente compatibile con questa persona, sempre al di fuori e al di là del racconto, che sappiamo tutti è un racconto importante. È un test, dicevo, attenzione, ci sono i testi che ritrattano, i testi che non vengono, no, che questo racconto ha fatto alla polizia giudiziaria 2 o 3 volte, l'ha fatta al PM, è venuto in dibattimento, e nei modi che Pucci Fernando è capace di raccontare e con quelle sue caratteristiche personali
l'ha rifatto davanti a voi questo racconto, quindi ha raccontato queste circostanze e avete voi avuto la possibilità di valutarlo, di capirlo. Non c'è in questo processo un verbale o più verbali del teste Pucci Fernando, teste oculare, messi lì alla corte senza alcuna possibilità di critica, perché nel frattempo il Pucci magari incapace di testimoniare abbiamo introdotto questi verbali alla Corte che sono importanti come elemento di prova, li abbiamo introdotti e avete verbali. No, voi avete visto in faccia Pucci, tutti gli abbiamo fatto le domande, quindi la valutazione è una valutazione che oggi possiamo fare perché è un test che è venuto. Il PM non vi ha fornito dei verbali preconfezionati, assolutamente. C'è stata la possibilità da parte di tutti di esaminarlo. E allora, durante questo esame, abbiamo potuto verificare tutti bene come sono andate le cose. E io vorrei sottolineare, al di là dell'oggetto della sua testimonianza, che tutti conosciamo bene, perché cosa ha detto è quasi superfluo ricordarlo a una Corte che ha assistito a questo lungo dibattimento, ma vorrei sottolineare un aspetto, perché ci consente oggi di valutarlo bene, Pucci. Secondo me, se voi leggete, se tutti noi leggiamo con onestà, con obiettività, con il dovere che abbiamo di essere terzi, quella testimonianza, vediamo chiaramente a una prima lettura attenta che si divide in due parti secche. Sono due atteggiamenti diversi, quelli di Pucci, che probabilmente la dicono lunga, spiegano bene il perché. Perché Pucci chiaramente dice subito, quando gli si contesta che era stata vista quella macchina, sì è vero, la macchina del Lotti, sì è vero, noi c'eravamo, ero lì con Lotti. E lui subito, su questo l'ha fatto durante le indagini, ma la prima domanda gli è stata fatta al dibattimento, non ha avuto nessun problema a ammettere che lui lì quella sera insieme a Lotti c'era. Capite? Insomma, intanto se lui c'era, allora dicono la verità la Ghiribelli, dicono la verità il Galli, quegli elementi che sappiamo sono seri, e Pucci dice sì, c'ero. Ora si tratta di vedere cosa ho fatto. Quella sera noi eravamo lì e comincia con la storia del bisogno, eravamo lì per fare un bisogno, però con Lotti ci siamo fermati, però dice un elemento importante che emerge molto chiaro nel dibattimento. Avevamo un appuntamento alle 23, perché su questo, che la macchina di Pacciani e Vanni fosse arrivata prima o arrivata dopo, su questo ci arriviamo, la cosa sicura è che Pucci è tranquillo, avevamo un appuntamento. E poi ci ha raccontato diffusamente tutta quella parte che si erano avvicinati, erano stati minacciati da due, e che poi da due persone, il racconto che fa Pucci è di questo tipo, poi erano tornati, siccome minacciati si erano allontanati, poi erano tornati sul posto e poi volevano andare dai carabinieri perché avevano assistito a delle cose tremende e Lotti l'aveva sconsigliato, e dice il punto fondamentale l'ha ripetuto qui, quello che ci mette un attimo in dovere di vedere se si crede o no. Ma il punto su cui Pucci non ha mai, non dico tentennato, ma ha avuto nessun tipo di dubbio è chi ha visto. Abbiamo visto Vanni che aveva un coltello con cui aveva tagliato la tenda. Dal retro io avevo sentito il rumore. E poi c'era Pacciani che aveva la pistola in mano, poi aveva visto uscire un ragazzo verso il bosco. Dopo questa scena lui si era allontanato e Lotti era rimasto lì. Poi dice, e qui cominciamo, perché l'ha detto a voi, a vedere se questi racconti hanno un qualche riscontro, dice una cosa. Il racconto centrale lo sappiamo talmente bene che vediamo poi le sue parole, ma dice un'altra cosa importante, l'appuntamento alle 23, e poi dice noi
lo avevamo poi raccontato al bar. Questo è una situazione oggettiva che nel corso di questa indagine è stata sempre molto chiara. Cioè questi due signori, Lotti e Pucci, dopo quella scena, in qualche modo, qualcosa, signori, è evidente, al bar l'hanno detto. Non sono andati dai carabinieri, ma che loro erano passati da quella piazzola, lo hanno riferito al bar. E noi abbiamo avuto il riscontro in quel teste titubante che a contestazione lo ammette, Zanieri, l'orefice di San Casciano, dice sì, nel bar, nei giorni successivi, si seppe, poi lo vediamo da chi o non da chi, perché si seppe che il Lotti la sera con la sua macchina era passato di lì. Quindi Pucci, guardate, la prima cosa che dice, sì, dai carabinieri non si andò, ma ci si fermò a quel bar. Di questo fatto, il bar con la portata che vedremo, c'è un secco riscontro. Però io vi dicevo, vi sottolineavo e volevo che voi ci fermaste molto attentamente la vostra attenzione, è sul fatto che, fatto questo racconto, cosa ho visto, chi c'era, io sono tornato alla macchina, subito dopo attacca con una attenzione, una sicurezza che sembra quasi impossibile in una persona che apparentemente ha un comportamento che può sembrare particolare. È una persona che subito dopo aver fatto questo racconto ci tiene a far vedere che è persona talmente che ha capito come stanno le cose che dopo aver detto chi c'era e cosa facevano e cosa ha fatto lui, dice: oh signori, ma io non c'entro nulla. Cioè buona parte la sua testimonianza, la seconda parte, vera o non vera, secondo me verissima, è stata una testimonianza in cui il Pucci, rendendosene conto o meno, sicuramente rendendosene conto, ha chiaramente tenuto a precisare: io ho visto, guardate, ma io con loro non c'entro nulla. Vedremo fra un attimo le sue parole. Cioè sono due i momenti. Racconta, io non c'entro nulla, ci tiene in particolar modo a dire: io ho visto, mi sono trovato lì, ero curioso, mi ci ha portato, ci sono andato per forza, questo non lo sapremo mai, però guardate, io più di vedere e vedere nei limiti che vi ho raccontato, non ho partecipato a nulla. E questo è una persona che si comporta così. Guardate con quale attenzione si presenta a voi, con quale capacità di spiegarsi e di far capire quale è il modo in cui lui ha capito questi fatti. Ma è chiaro che lui nel fare questo racconto ha subito dimostrato di voler prendere le distanze da Vanni e Pacciani e subito dopo dice sempre: io ho sempre detto la verità. Ma andando nei particolari di questo suo racconto emergono ancora riscontri a quello che dice. Vorrei sottolinearveli perché per la valutazione non solo di Pucci ma anche delle altre condotte è importante. Perché a domanda specifica, quando gli si chiede: ma guarda che la Ghiribelli dice t'ha visto la sera, dice che il pomeriggio eri stata lì con lui, dice: sì, è vero, io non sono mai stato a fare merenda, figuriamoci, ha memorizzato anche questo termine, con loro, con Vanni e Pacciani. Io non ci sono mai stato, ci può credere, io andavo solamente con Lotti a Firenze e basta. E poi dice, elemento di riscontro, quel pomeriggio siamo andati dalla Ghiribelli Gabriella, ce l'ha confermato la Ghiribelli Gabriella, dice anche: venne anche Vanni, perché ma non lo voleva, perché non le garbava come faceva lui, e quel giorno del delitto Vanni era andato dalla Gabriella da solo, ma questa l'aveva mandato via. Guardate, queste dichiarazioni sulla credibilità di Pucci non solo emergono dalla Ghiribelli che lo conferma, ma lo vedremo, lo ha ammesso al GIP lo stesso Vanni. Quindi capite che Pucci comincia a essere persona che vi fa un racconto e su
elementi marginali, forse non di quella sera, dice le stesse cose che dicono la Ghiribelli Gabriella. Guardate, proprio quel pomeriggio lì Vanni da solo in autobus, ce lo dirà Vanni. E quindi guardate che Pucci, nel farvi un racconto di quello che ha visto nella piazzola, vi dice anche elementi e fatti che trovano un riscontro addirittura in uno degli imputati, certamente su un fatto diverso. E poi continua con la sua costante attenzione tenuta in tutta la seconda fase della sua testimonianza. Io non c'entro nulla con questi fatti. È un Pucci che si rivolge a voi, a noi, con quel colorito particolare linguaggio toscano di campagna, così un po' impreciso, con quelle interazioni, con quelle affermazioni. Ricordate voi le parole. E quando il Presidente gli ha fatto qualche domanda o qualche contestazione, gliel'abbiamo fatta tutti, e lui ha sempre, nel confermare ciò che aveva visto, Vanni e Pacciani, gli si è chiesto: ma sei sicuro? Lui, la ci può credere, la ci può credere. È talmente spontaneo che è impossibile pensare che questo ha inventato tutto, ha memorizzato tutto e sta facendo un racconto. Io le bugie non le ho mai dette a nessuno, non ho mai fatto male a nessuno. Continua, intendiamoci. È questo suo modo di raccontare che ci dà addirittura certezza, ci dà ancora più la convinzione che dica la verità. Ma poi fa ancora un racconto con particolari che secondo me offrono la possibilità di vedere se ci sono riscontri. Ancora, oltre quei due che ho accennato, sono importantissimi. Io sto in questo momento non parlando del fatto dell'omicidio della tenda, sto parlando un attimo dei racconti relativi a fatti marginali sui quali c'è riscontro. E dice, abbiamo cercato di capire meglio quei suoi termini quando gli è stato chiesto, dice, la visibilità non era male perché c'era la luna crescente, ha usato un termine, l'arbore che l'ha usato lui in quel verbale, gli è stato contestato, è difficile che in un verbale si metta l'arbore o l'albore, che è un termine tipicamente di questi personaggi, in un verbale di polizia. Quindi quando siamo andati a contestargli, lei ha detto l'albore, era proprio un termine suo, ma lui non si è minimamente smosso, ha chiaramente detto la visibilità non era male perché c'era la luna crescente. Ma guardate, questo particolare della luna crescente è emerso in questo processo attraverso Pucci, perché tutti sapevamo o erroneamente credevamo che quella notte era buio, c'era novilunio. No, abbiamo appurato che il discorso di Pucci sulla luce di quella notte è un discorso che non va sottovalutato, non è un'invenzione di Pucci. C'è stato quel test dell'osservatorio di Arcetri che ci ha spiegato chiaramente come era la posizione della Luna all'orizzonte a una certa ora e quale poteva essere la luce quella notte. La guardate, è venuto un Pucci che dovrebbe essere persona così poco credibile che non solo vi ha spiegato che ha visto perché c'era un po' di luna, ma vi ha dato un elemento che noi non conoscevamo, è un elemento certo, un riscontro. Parlando poi di singole domande, io il racconto di Pucci su come sono andati i fatti direi che lo possiamo in questo momento dare quasi per conosciuto, perché lo sappiamo bene, i punti fondamentali è chi ha agito, cosa hanno fatto, ma sono i particolari che ci permettono di dire oggi sì, Pucci dice la verità. E dice, io ricordo di aver visto Vanni tagliare la tenda da dietro dal basso verso l'alto. Gli viene chiesto, ma la tenda com'era a capanna? È una domanda giusta per vedere se dice la verità. E lui dice, no. Scusate, era a capanna o era tonda? No, tonda no, porca miseria, ne sono sicuro, tonda no. Cioè è un elemento che a lui è rimasto ben impresso.
E sul taglio della tenda, anche su questo, è difficile pensare che il Teste abbia potuto inventare, perché è talmente particolareggiato nella sua spiegazione che ci lascia veramente tranquilli. Perché lui dice, a domanda specifica del Presidente, il quale come sempre è puntuale, cerca di capire meglio, lascia spazio a tutti, la domanda del Presidente è: ma com'è questa storia del taglio? Dice, io ho sentito il taglio della tenda e ho pensato che Vanni fosse entrato da quel lato, ma la tenda era posta obliqua, io non l'ho visto più, ho pensato che fosse entrato e io ho sentito solo il rumore del taglio, addirittura non ho visto nemmeno il coltello, poi non lo so se è entrato, da dove è entrato, cosa ha fatto, però ha questo doppio ricordo preciso. Non ci dice è entrato, no, io l'ho visto entrare, l'ho visto là dietro, ho visto che tagliava dall'alto verso il basso. Capite che poteva, se fosse uno che inventava, inventare quello che voleva. No, ha circostanziato quello che ha visto nei minimi dettagli. E poi, vista questa scena, io mi sono allontanato di corsa, sono andato alla macchina giù in basso e su questo non abbiamo motivo di non credere, perché è una circostanza che non solo ha detto dal primo momento, ma il Lotti, che poi è l'altro personaggio che dovremo esaminare, lo ha specificato meglio. Quindi abbiamo questo Pucci che, vista la scena, si rende talmente conto di cosa è successo che se ne va alla macchina, si impaurisce, si allontana e aspetta. Io, dice, non ho visto più nulla perché scappai. E poi dice, ho visto l'uomo che usciva, il ragazzo nel bosco. Anche qui particolarissimo. Fu un attimo, in quel momento lì, capito? Dalla paura mi impaurii, scappai subito. E poi dice, i colpi sentiti da Pacciani. Sentite e rileggete il racconto di questo Pucci. Dice, ho sentito un paio di colpi, Madonna, ebbi paura, andai subito alla macchina, mentre Lotti era tornato su, continuare a guardare. Ma gli viene contestato, dice, ma come, sparò i colpi e quindi tu cosa facevi? Non avevi avuto paura? Lui subito, vigile, attento, dalla dimostrazione di aver capito tutto e che le cose andarono proprio in quel modo, nelle sue risposte. Dice, non sparò mica verso di noi Pacciani, perché se gli sparava in qua l'ammazzava anche noi, l'è logica. Questo è il suo. Abbiamo sentito, si sentì lamentarsi le persone che erano lì dentro nella tenda, c'era la coppia là dentro la tenda. Porca miseria, sono sicuro, vai. Io i morti non li ho visti, perché la domanda è, ma lei li ha visti i morti? No, io ho sentito lamentarsi, poi sono scappato. Ecco, allora la testimonianza di questo Pucci, che è la persona che sappiamo, è una testimonianza che va avanti con descrizioni dei fatti così particolareggiate che ci lasciano sicuri e tranquilli circa la presenza di Pucci quella sera sul luogo dell'omicidio. E poi, dicevo, una volta chiarito che lui c'era e cosa ha visto, che con quelli non c'ha niente a che fare, subito dopo, quando il PM comincia a chiedergli degli altri delitti, si chiude, ecco la seconda fase, completamente a riccio, la persona dimostra anche col suo atteggiamento veramente di non saperne niente e muta proprio comportamento, non vuole rispondere, comincia a sbuffare. No, io degli altri non so nulla, li hanno fatti loro. Si deve arrivare, per questa seconda parte del suo racconto, che è un racconto del relato, non è il racconto della sua presenza, bisogna arrivare alle contestazioni. Ecco come, sentendo il Pucci che si parla di altre cose che lui non ha visto, il primo atteggiamento, potrebbe inventare anche quelle, signori, è chiaro lo scopo delle mie osservazioni, no, lui dimostra di essere talmente attento che ciò che non ha visto, lui assolutamente non lo vuole dire, bisogna fargli le contestazioni. E quando gli si fanno le contestazioni circa i fatti che lui era stato nella piazzola di Vicchio nell'84 insieme a Lotti, non ha problemi a raccontarlo, ma su contestazione. Ma poi fa anche una conferma sua, precisa, che ha sempre fatto,
dice di aver anche visto quello di Calenzano, il Giovanni di Calenzano, e specifica in dibattimento, come aveva sempre fatto, di averlo visto insieme agli altri a San Casciano, insieme a Vanni a Pacciani, lo descrive chiaramente, di averlo visto nella piazza dell'Orologio, lo aveva riconosciuto nella fotografia e racconta chiaramente quello che ha saputo del relato. Cioè, ecco l'atteggiamento Pucci: guardate, io quello non solo non c'entro nulla, ma quello che so, lo so in questo modo. Dice: io ho saputo che questa persona era coinvolta nel delitto di Calenzano nei modi che sappiamo. In questa seconda fase delle contestazioni abbiamo veramente il Pucci che ci dà la dimostrazione che lui su questi fatti non c'entra e sugli altri ha detto la verità. Poi c'è tutta quella fase finale del suo esame che secondo me è corretto valutare quella persona in termini di uno che è stanco, è sicuramente scocciato a modo suo, perché lui crede veramente di non entrarci nulla, di aver fatto il suo dovere anche nei confronti vostri e della giustizia. Quel che so, quel che ho visto ve l'ho detto, non mi scocciate di più. E quando si continua, tutti noi, ovviamente ognuno col suo scopo, difensori di parte civile, difensori dell'imputato, che cercano di contestargli apparenti contraddizioni, e che non sono contraddizioni, perché se gli si va a contestare vecchi verbali, prime dichiarazioni, è chiaro che sono diverse al momento in cui lui ha raccontato tutto, è talmente lucido da fare affermazioni di questo tipo. Dice: io l'ho capito quello che mi dice, me l'ha belle domandato 10 volte e mi fa imbrogliare, mi imbroglio e per forza che mi imbroglio, me l'ha belle domandato 10 volte la medesima domanda, cosa vuole da me? E poi dice: ma perché non sei andato dai carabinieri? Di nuovo contestazione. Dice: ma porca miseria, ve l'ho detto 10.000 volte. Anche qui lucidissimo nel controesame. Dice: ma lei mi piglia in giro, gli viene detto. Lei ha detto in un modo, poi ha detto in un altro. No, guardi, io non piglio in giro nessuno, fa Pucci, attentissimo. Che motivo ha uno scocciato a mettersi lì? Invece fa proprio i distinguo: io non piglio in giro. Poi insiste, siccome è stato provocato, dice: lei piglia in giro? No, dice: è lei che mi piglia in giro, la mi piglia per scemo, ma io per scemo non sono. Cioè è talmente cosciente di tutta la situazione che si permette anche di spiegarsi, di far vedere qual è la sua valutazione. È una persona che, se noi la esaminiamo sotto questo profilo, è un Pucci che non solo era presente, ma che si è comportato come si doveva comportare in una situazione simile, un teste che viene a riferire queste cose. E dà anche in dibattimento, secondo me, ulteriori particolari molto importanti. E oltre a confermare che era andato a Vicchio con Lotti, che aveva visto la coppia, è talmente preciso che spiega, dice: ma noi ci siamo prima dell'omicidio. Guardate, un personaggio che è così attento nello spiegare, nel voler ricordare che lui ci è andato prima. E poi cosa dice? Ma chi erano? La domanda gli si chiede: ma chi erano questi due? E che ne so io, non conoscevo mica i nomi. Cioè è una persona che attenta talmente alle domande che risponde sempre a tono. E poi fa quel racconto, dice: Lotti mi ha detto che quella ragazza era... Chi era quella ragazza? Non so il nome, era una persona che andava con chi voleva lei e c'era qualcuno che gli garbava. Questo è un racconto, si capisce benissimo, fattogli da Lotti, perché ce lo farà da Lotti. Ma a una domanda specifica, ecco l'ulteriore elemento nuovo che ha anche questo un grande riscontro nel dibattimento, ci racconta cosa avevano fatto quel pomeriggio andando verso la Ghiribelli. Cioè questo l'ha spiegato bene in dibattimento. Guardate che a distanza di tempo il Pucci è persona che ha la possibilità di spiegare nei dettagli e di ricordarsi, gli è rimasto impresso quel pomeriggio. Dice:
La domenica del pomeriggio ci si era fermati con Lotti a guardare la coppia nella tenda mentre faceva l'amore, specificando che si vedeva bene perché la tenda era un po' aperta e non erano, gli si chiede, ma non vi hanno notati? No, non ci hanno notati perché quelle persone erano impegnate a baciarsi e a fare l'amore. Cioè, è un Pucci che a domanda specifica su questi fatti di cui non aveva mai parlato ci dà una versione di cosa avevano fatto quel pomeriggio che trova perfettamente riscontro. Erano stati dalla Ghiribelli, la Ghiribelli ce l'ha confermato. Si erano fermati lì il pomeriggio, abbiamo quella serie di testi che sappiamo che hanno visto la macchina con due che guardavano. È una Pucci ancora, e ho direi terminato l'esame della sua deposizione, che aggiunge un altro elemento, secondo me importantissimo, e l'ha fatto, ripeto, nel dibattimento Pucci. Non è che sia venuto a confermare dei verbali, no, ha dato spiegazioni specifiche. E su un altro elemento, oltre che quella domenica pomeriggio, cosa avevano fatto, cosa avevano visto, quelli che si baciavano, facevano l'amore, la tenda aperta, di cui non aveva mai parlato, ma ne ha parlato a voi, a domande specifiche, è un Pucci che dice: più avanti, quella sera, quando noi si arrivò lì, c'era un'auto con 2 persone a bordo. E questo è una circostanza importante, secondo me, molto importante, sotto 2 profili. Primo, perché è un dato di fatto che Pucci precisa anche questo bene in dibattimento. L'aveva detto prima, ma aveva parlato di questa macchina, ma precisa che c'erano 2 persone a bordo. Lotti, se non sbaglio, per quel che ha visto lui, parlato di una. La macchina l'hanno vista tutte e 2. C'è un qualcosa da valutare, sono in contraddizione. Signori, ma pensate come stanno le cose, pensate la scena. Lotti è su a guardare e fa tutto quello che sappiamo. Pucci è colui che se ne va alla strada subito e si mette lì a aspettare. Quindi quello che ha visto veramente la macchina e con quante persone c'erano a bordo è sicuramente solo Pucci. È lì che abbiamo motivo di credere che lui ha visto veramente 2 persone, saranno state 2 persone, non lo so, ma il Pucci è sicuramente credibile. Il Lotti, quando vi spiegherà, e ci ha spiegato che ha visto una macchina più avanti partire, uno che guidava, ecco signori, ma questi dicono entrambi la stessa identica verità, perché è Pucci che era lì, che era ai piedi della piazzola, è lui che ha visto questa macchina, come stavano le cose. E è chiaro che noi dobbiamo pensare che è quello che ha visto meglio. E quindi chi erano queste 2? Sappiamo quello che vedremo fra un attimo, però abbiamo motivo di credere entrambi, sia Lotti che Pucci, perché sono persone che ci hanno dimostrato che erano lì, ma sono persone che ci hanno descritto la scena perché hanno detto come ci erano. Cioè, uno è stato lì a lungo e l'altro c'è arrivato soltanto nel momento in cui dovevano allontanarsi e ha messo in moto la macchina. Signori, io direi che una volta esaminata la testimonianza di Pucci sotto questo profilo abbiamo un debito totale di credibilità nei suoi confronti, perché, come ho cercato di spiegarvi, sui punti fondamentali che riguardano il prima e il dopo questa fermata alla piazzola, nel quale è chiaro c'erano solo loro 2, 4, come sappiamo, su tutto il prima e su tutto il dopo abbiamo riscontri inequivocabili. Ghiribelli, lo stesso Vanni, lo Zanieri e il racconto concorde dei 2. Ma io devo essere comunque anche onesto, perché da PM, e forse il mestiere PM rimane sempre, ho avuto in un primo momento qualche sospetto che in fondo il Pucci ne sapesse di più, celasse delle proprie responsabilità. E questa è una sensazione che nel corso del dibattimento, finché non si è precisato tutto, per un po' ho avuto. Forse l'avete avuta anche voi. Però è un debito che nei confronti di Pucci io onestamente mi devo togliere.
Cioè, Pucci non è assolutamente persona che ha partecipato a nulla e che deve rispondere di un qualcosa dal punto di vista del codice penale. Io ammetto, l'ho pensato, chissà quale altra verità nasconde. Signori, ma tutto il dibattimento ci ha dimostrato che Pucci è persona che è stata portata lì, forse non sappiamo perché, sembra di capire, era un curioso, il Lotti se lo voleva tirare dentro, quello non ci voleva credere, ma anche quando ci dicono entrambi il pomeriggio ci fermammo lì, lo stesso Lotti dice io gli dissi che saremmo arrivati la sera, lui non ci voleva credere. Ecco quindi il comportamento di Pucci. Ecco un Pucci che onestamente, come ha raccontato tutto ciò che ha visto, è un vero testimone. È una persona al quale, a mio avviso, non possono essere addebitate responsabilità se non quella di aver taciuto per 10 anni, ma ci ha spiegato perché. Non vedo come si possa pensare a un Pucci che ha avuto un trattamento processuale diverso da altri. È sicuramente un testimone, è sicuramente persona che ha visto quello che ha visto e è talmente cosciente che nel momento in cui gli si chiede qualcosa di diverso ci tiene a precisare 2 cose. Io con quelli non c'entro nulla, hanno fatto tutto loro, io prima e dopo quel che hanno fatto non lo so. Quindi non ci sono elementi di sorta per pensare a un coinvolgimento di Pucci in questi fatti che lo debba far vedere in una ottica diversa da quella del semplice teste. Presidente, se crede, 5 minuti di interruzione. Grazie. 10 minuti di sospensione. Bene. A grandi passi, forse non troppo veloci, cominciamo a avvicinarci al punto fondamentale, inutile negarlo, di questo processo, alla figura di Lotti. È la seconda figura che io vorrei affrontare, i particolari poi li vedremo con calma dopo, perché penso che incentrare subito l'attenzione doverosa sulla figura dell'imputato Lotti dopo aver parlato del teste Pucci è un secondo punto di partenza, solo punto di partenza. Perché dobbiamo parlare di Lotti? Ma mi sembra, da tutto quello che abbiamo visto in quest'Aula e da quello che ho appena sintetizzato, è ora indispensabile come metodo di analisi del materiale probatorio del dibattimento, perché è chiaro, è veramente inutile ridirlo, è l'imputato che ha confessato. E quindi diventa la figura centrale di questo processo e perché le sue dichiarazioni hanno una rilevanza e un'importanza sulla vostra decisione non comune, basilare, indispensabile. Ma vorrei subito focalizzare ancora meglio quel concetto che ho espresso all'inizio. Attenzione, non dobbiamo limitare la nostra impressione e credere che le prove di questo processo sono solo qui. Assolutamente, io mi diffonderò dopo a lungo. Dobbiamo ora analizzare bene la figura di Lotti imputato, oltre che chiamante in correità, tenendo presente che è un imputato che fornisce elementi importanti, ma che ci sono tantissimi altri elementi di prova. Cioè non dobbiamo fare l'errore di credere che noi abbiamo solo visto e capito questi 2 unici mezzi di prova. Ecco, direi che noi nel accingerci a esaminare ciò che ha detto Lotti e chi è Lotti, dobbiamo comunque tener presente ogni volta che
analizzeremo cosa ha detto e cosa ha fatto, che su quasi tutto ciò che dice Lotti il processo ha fornito altri elementi a monte e successivi, altri elementi di prova che sono così eterogenei, complessi, di varia natura, articolati, che ci permettono di valutare qua proprio concretamente. Abbiamo visto che Pucci ha detto qualcosa e ci sono riscontri. Per quello che riguarda Lotti direi che non ha aperto bocca e non ha raccontato circostanza che non sia dettagliatamente provata in altro modo. Vediamo. Quindi noi dobbiamo a Lotti l'attenzione che dobbiamo, perché per 45, 46, non so quante sono le udienze, ho perso il conto, e abbiamo spessissimo parlato della sua partecipazione, della sua condotta, e quindi è chiaro che le sue dichiarazioni debbono essere prima capite e poi valutate. Dicevo capite, e qui ho un motivo per dire capite, perché i racconti di Lotti, che sono dettagliati come sappiamo, a volte ci hanno dato la sensazione che su alcuni particolari, insisto, particolari, qualcosa non dica. Allora bisogna prima vedere anche qua se abbiamo capito, se è possibile capirlo, se è persona che forse non ricorda, non vuole ricordare, o certi fatti non li conosce bene, o si esprime male, anche questo lo vedremo, o non capisce le domande, o peggio ancora, per quello che a noi sembra, o al PM sembra, forse alla Corte, a qualcuno sembra che per alcune cose che a noi sembra che non abbia detto, se ha paura, se non dice qualcosa perché ha paura. Io onestamente ve lo dico subito e ve lo cercherò di dimostrare, credo che non abbia più paura e tutto quello che poteva dire lo ha detto. E partiamo quindi da quei dati di fatto. Ha sempre ammesso di essere stato presente a 4 duplici omicidi. Questo l'ha detto sempre. Dove troviamo una situazione processuale di questo tipo? L'ha detto nella fase delle indagini preliminari un'infinità di volte alla polizia giudiziaria, lo ha detto al PM, quindi cambiate interlocutore, se qualcuno volesse anche venire dei dubbi, interlocutore cambiato, poi vedremo dei dubbi, per carità. Lo ha detto davanti al GIP nella fase dell'incidente probatorio, stessa identica dovizia di particolari e di racconti, terzo interlocutore diverso. Ma lo ha detto soprattutto nel corso, la sua verità, la verità, perché per me non è più la sua verità, ma questo processo ha dimostrato che è la verità, l'ha detta in 6 udienze qui, davanti a un sacco di persone, non nel ristretto di una stanza, perché ogni tanto c'è questa volontà di porre dei dubbi. No, vediamolo per bene, fino in fondo. Il Lotti, in 6 udienze, davanti a tutti nel contraddittorio e le parti, non ha ritrattato niente, non se n'è andato. Oggi non è venuto, per alcune udienze non è venuto, non verrà, non lo so, non dipende da me. Quando è stato necessario è sempre venuto. È difficile che uno sia sempre contento se ha ammesso delle responsabilità e se questo sarà il suo esito. È difficile accettare e farsi dare una condanna, però non è secondo me questo il motivo per cui ha paura di una condanna e non viene. Chissà per quale motivo, verrà o non verrà, ma non è questo il problema. Nel momento in cui è stato necessario per l'istruttoria dibattimentale è stato presente, quindi le illazioni, facciamo dire, mettiamo a verbale che Lotti non c'è, ai fini della vostra decisione, scusate, ma non serve assolutamente a niente, perché nei momenti importanti
davanti a tutti nel contraddittorio delle parti, è stato sempre presente. È un imputato che ha confessato presente qui davanti ai suoi giudici e ha detto sempre la stessa cosa. Ho partecipato a 4 duplici omicidi, quelli dell'82, dell'83, dell'84 e dell'85. Esecutori materiali sono stati Pietro Pacciani, che usava la pistola, Mario Vanni, che tagliava, praticava le scissioni sui corpi delle vittime. Nell'85 a Scopeti portai con me Pucci, gli altri 2 non lo sapevano, erano all'oscuro. Quando lo videro si arrabbiarono molto. E poi tutti i particolari che sappiamo. È rarissimo, lo sappiamo, lo dicevo all'inizio parlando dei processi in genere in cui qualcuno confessa, è rarissimo che in una serie di omicidi come questi qualcuno faccia confessioni così chiare, particolareggiatissime direi, ripetute nel tempo, coerenti, nel contraddittorio, senza mai nella sostanza alcun tentennamento. Mai, secondo me nemmeno nei particolari, ma nella sostanza mai. Articolatissime dichiarazioni confessorie. Sono quindi sostanzialmente convincenti questa confessione. Ma la confessione di Lotti è per me un punto di partenza. Lo dicevo prima, volevo che aveste tutti ben presente che non è un elemento di arrivo, abbiamo quella e decidiamo su quella. No, è un punto di partenza sulla base del quale noi dobbiamo partire, valutare, vedere se lo crediamo e sulla base di quello trarre conclusioni. E per questo noi abbiamo fornito in questo dibattimento una massa enorme di dati di fatto di provenienza eterogenea che ci forniscono elementi obiettivi sicuri a riscontro di quello che ha detto e che sarebbero già da soli talmente importanti per arrivare alle conclusioni. Vorrei fare un'osservazione che forse è anche bene fare e tenere bene in mente perché non sfugga quando dobbiamo valutarla. Le dichiarazioni confessorie di Lotti sono innanzitutto in perfetta sintonia con gli esiti del procedimento a carico di Pacciani. Cioè è un signore che è venuto e ha sostanzialmente integrato elementi su una verità che in parte già conoscevamo. Era una verità che aveva degli elementi di prova molto sfumati, indiziari, lo sappiamo tutti, ma guardate che Lotti ha continuato quella ricerca e quella formazione di prova, cioè è perfettamente in sintonia e in coerenza, ha aggiunto tutti i particolari che non sapevamo. Quindi il punto di partenza di credibilità primo, volendo o non volendo, crederlo o ammetterlo, è che è in perfetta sintonia con gli esiti del precedente processo che, sia pure in primo grado, ha visto il complice coautore, a suo dire Pacciani, riconosciuto con tutte le presunzioni di innocenza, colpevole. Cioè è una verità, quella di Lotti, completamente in sintonia. Sappiamo, i processi sono completamente diversi, vi era un processo in cui ci sono più imputazioni per fatti che riguardano omicidi ulteriori, è un processo in cui le imputazioni sono parzialmente identiche, ma per il punto in cui sono gli stessi capi di imputazione, sono elementi forniti perfettamente in sintonia. Guardate che è una constatazione che non può assolutamente essere oggi sottovalutata. È vero, c'è anche quella contestazione ex 416, poi lo vedremo in questo processo. Ma io vorrei fare allora
partendo da questa considerazione che siamo in sintonia con quanto già provato, con le difficoltà, con tutti i gradi di giudizio che ci saranno, senza nessun esito né scontato né prevedibile assolutamente, è una verità che in quel dibattimento è andata in un certo modo, in questo dibattimento che oramai è concluso si è integrata, non è in contraddizione e ditemi se non è poco. Ma allora partiamo proprio da vedere, come abbiamo fatto con Pucci, qui ancora più diffusamente, chi è Lotti, perché la prima operazione da fare è cercare di capire chi è, perché abbia partecipato a questi fatti e perché li abbia ammessi. Chi è? Perché ha partecipato a delitti simili? Perché poi dopo tanto li ha ammessi? Abbiamo la possibilità oggi, o avete voi, avete elementi oggettivi per valutare la sua persona? Caspita. Abbiamo avuto gli esiti delle indagini su di lui, abbiamo avuto le testimonianze che ci hanno permesso di inquadrare la sua personalità, numerose. Abbiamo avuto le indicazioni degli esiti delle polizie giudiziarie, abbiamo avuto le indicazioni documentali, abbiamo avuto quella consulenza tecnica che sappiamo. Ma quello che cercavo di sottolineare poco fa e che ora è necessario ribadire è che non solo ha fatto una confessione nel momento delle indagini dell'incidente probatorio, ma è venuto qui e si è fatto vedere in viso, si è fatto interrogare. Voi avete avuto la possibilità di vederlo, le parti di interrogarlo, controinterrogarlo, contestargli quel che gli dovevano contestare, ma avete avuto la possibilità di vederlo. Non è oggi qui, ma lui dopo l'incidente probatorio, il suo difensore secondo me aveva tutto il diritto di dire ora la prova c'è già, ha confessato, non facciamolo venire. Io se al difensore di Lotti fosse venuto questo dubbio, io penso che sarebbe stato un dubbio più che legittimo. No, Lotti è venuto qua, ha risposto per 6 udienze al vostro interrogatorio. Vorrei poi soffermarmi a lungo su questo fatto. Ma è venuto qui, cioè non è che ha fatto dichiarazioni e se n'è stato in un angolo. No, avete qualcosa da chiedermi, non mi credete? Chiedetemelo, ve lo spiegherò. Questo ha fatto. È uno che viene qua come minimo a prendersi una condanna, se voi lo crederete. Quindi è uno che in questa situazione si è messo su quella sedia per 6 giorni e ha raccontato. Quindi abbiamo ben dire che oggi non è venuto, però noi e voi avete tutti gli elementi per valutarlo. Si è fatto interrogare, non si è mai rifiutato. Nel corso del suo esame qualche volta ha detto basta, non ce la faccio più. No, subito dopo ha preso un bicchiere d'acqua e ha continuato. Ha chiesto di riposarsi, gli faceva male la schiena, non gli faceva, non ha importanza, ha risposto a tutte le domande. Era anche lì un suo diritto dire sentite, io ve l'ho detta, quando l'interrogatorio e il controesame andava sugli stessi identici argomenti, se Lotti avesse detto queste domande me le avete già fatte, io me ne vado, secondo me, essendo un imputato, lo ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche a voi, aveva tutti i diritti. No, è stato qua, presente fino all'ultimo a tutte le domande, fino ad arrivare a un punto in cui chi gli faceva il controesame ha detto basta, di Lotti non se ne può più, l'abbiamo sentito abbastanza. Ecco, questo è il primo elemento che avete. Lo avete visto in viso, avete avuto la possibilità di vedere cosa dice, di sentirlo con le vostre orecchie e di fargli le domande che volevate e che gli sono state fatte. E in tutto questo tempo, ripeto 6 udienze, non una, è sempre stato un atteggiamento lineare, costante, che vi permette ampiamente di apprezzare la portata del suo racconto. Ma abbiamo avuto anche la possibilità, sia attraverso l'esame che attraverso gli elementi oggettivi e le testimonianze acquisite, di valutare meglio il suo carattere. E questo secondo me è importante per
avere la possibilità di capire le sue condotte tenute in questi anni, valutare chi è Lotti, che persona è. Voi vi accingete innanzitutto a emettere una sentenza in cui si vede Lotti imputato di alcuni delitti. Il codice prevede che nel valutare questo dovete valutare la sua personalità, innanzitutto, sia come credibilità, sia ai fini della valutazione complessiva in termini di tantundem del suo comportamento. È una persona chiaramente chiusa, lo abbiamo visto, lo ha dimostrato in qualsiasi momento. È una persona isolata, isolatissima. A parte gli amici coinvolti in questa vicenda, sembra che non conosca nessuno, e non è poco. Cioè, chi conosce nella sua vita Lotti? Lo vedremo, ma abbiamo cercato di capirlo da chiunque. Il giro è sempre quello, sono questi. Sono queste 4 persone, 5, 3, 2, secondo i momenti storici. È chiaramente non solo isolato, ma un uomo solo, al di là di queste amicizie, se amicizie sono. È un emarginato, è uno che ha un vissuto familiare particolarissimo. Teniamoli presente tutti questi dati, tanto ci servono a un duplice scopo, per crederlo e per valutare il suo comportamento in termini finali. Ha un vissuto familiare talmente particolare che è riportato nella consulenza tecnica, e i periti consulenti Fornari e Lagazzi ce l'hanno riferito in aula, che ha riferito a loro, e nella loro relazione Carte 15, dice: il mio passato familiare è questo, ho vissuto in famiglia fino a 26 anni, sempre in casa. I miei non volevano che uscissi di sera, specie mio padre, non so neppure io perché. È uno che fino a 26 anni, nei tempi, diciamo, attuali, non lo lasciavano nemmeno uscire di casa a 26 anni. Così è nata la sua personalità, perché noi quella dobbiamo capire, se la personalità è compatibile con il racconto. È uno che ha, lo avete sentito voi, un linguaggio elementare, si esprime al limite della comprensione, ha un livello di istruzione bassissimo, mi sembra abbia raccontato quante volte ha ripetuto tante classi e poi a 14 anni ha smesso. Ha un'attività lavorativa, questa sì, ma di profilo talmente basso che anche qui l'ha raccontato lui. Facevo il manovale, poi ho fatto l'operaio alla draga, la maggior parte del tempo spessissimo sono stato disoccupato, e sempre consulenti tecnici ha dipinto Lotti se stesso. Lotti si è dipinto così: ho lavorato per 16 anni e mezzo sotto l'acqua e all'umido e sono stati anni duri. Allora ero giovane, un mestiere non l'ho imparato, facevo quello che trovavo. Isolato, la famiglia è quel che è, questo è il lavoro. Tant'è che va poi a abitare da ultimo in una comunità per assistenza ai bisognosi. Ma è una persona che ha difficoltà di tutti i tipi nei rapporti con gli altri. Si capisce perché poi le amicizie sono quelle che sappiamo. È uno che ha rapporti pessimi con le donne, o meglio, rapporti difficili. Non mi permetto di giudicare solo ai fini di questa valutazione. Ai consulenti tecnici darà 2 indicazioni secche, precise, e una la darà in aula, per cui penso non ci sia necessità di dire altro, e le sue frasi sono: non sono mai stato capace di far godere le donne. Questo va visto sotto il profilo che lui ha questa coscienza, al di là dei risvolti. Secondo, le donne le ho avute perché le pagavo.
Questa è la sua filosofia o autocoscienza sul problema. C'è un riscontro obiettivo in quella consulenza, è affetto da impotenza coeundi di natura psicogena. Tutte queste cose ci servono, non ci servono ai fini della valutazione. Sono fatti, teniamoli presenti poi quando dovremo capire chi è questo signore e cosa ha fatto. E volevo dire due parole sul linguaggio di Lotti, che noi abbiamo conosciuto per quelle 6 lunghe udienze. Io devo dire, fare più di un'osservazione importante, perché vi è stato indicato dalla difesa che del Vanni che questo signore ha il tipo di atteggiamento e linguaggio di chi inventa. Vediamo un attimo i lati oggettivi e poi traiamo conclusioni. Vi è stato detto in aula dal difensore, con una certa enfasi, come spesso è accaduto in queste udienze, è uno che usa sempre cosare, parla sempre di cosare, è il tipico sostantivo e verbo che usano coloro che inventano. Allora esaminiamolo, perché io non voglio assolutamente pensare che se ci sono degli argomenti che vengono usati dalla difesa io non li prendo in considerazione. Tutti, signori, perché non io li devo prendere in considerazione, voi. Io potrei anche esimermi, però lo faccio perché mi sembra un elemento obiettivo che tutti dobbiamo valutare. Dice coso e cosare perché non sa, perché inventa. Vediamo il modo in cui adopera il proprio linguaggio. Io ho preso degli esempi nel suo esame che sono chiarissimi per capire che questo signore non conosce il 50% dei sostantivi della lingua italiana, altro che inventa, non conosce nemmeno quelli per i quali deve raccontare cose che indubbiamente sa. Ad esempio, ne ho preso qualcuno ma è indicativo sull'uso di cosare, quando gli viene chiesto, dice: ma questa scatola che tu dici conteneva la pistola, è una domanda del Presidente, ma sei sicuro? Ma dove la teneva? E quindi già siamo in un'ottica in cui noi gli facciamo capire, ma spiegaci bene. Lui, testuali parole: Pacciani quella scatola la riponeva in quel coso di legno con i chiodi dove si mettono le cose. Questo è lo scaffale. Ecco come usa coso. Ancora, descrive una lampada portatile. Che motivo avrebbe la lampada portatile? È una di queste cose per far luce, come si chiamano? Quelle che portano così per far luce quando gli è buio. Deve semplicemente dire una lampadina. Ma ancora, gli viene chiesto di quell'appendiabiti dove lui ha visto quello spolverino di Vanni in casa, a qualunque scopo fosse in quella casa lo spolverino, in questo momento non ha importanza, non sa spiegare a voi di che cosa si tratta, cos'è un appendiabiti, il termine appendiabiti, e dice: sì, nel ripostiglio di Vanni c'è uno di quei cosini apposta, quelle cose apposta per tenere roba leggera, quei cosi che poi si piegano e si mettono. Capite che qui non deve inventare nulla. Il suo esclusivo scopo è quello di spiegarvi cos'è uno scaffale, un attaccapanni. La maggior parte delle volte il suo linguaggio è così, e si potrebbe leggere il verbale di quelle 6 udienze e vedremmo che la maggior parte dei vocaboli e dei verbi sono coso e cosare, anche nei momenti in cui non deve inventare nulla. Ecco quindi che l'argomento usare cosare per inventare è un argomento che non ha spazio. Ma c'è un altro elemento che nasce da questo suo difficoltà di linguaggio, è
esattamente il corollario. Uno che non capisce il linguaggio e non si sa esprimere ha anche difficoltà di capire chi gli parla. E che non capisca spesso le domande è talmente chiaro che siamo stati più volte costretti a rispiegargliele. E c'è voluta, io lo devo riconoscere, tutta la pazienza del Presidente di questa Corte, che con la sua professionalità e esperienza si è messo di volta in volta a spiegargli qual era il termine esatto della domanda. E quindi è evidente che molto spesso il Lotti ha queste difficoltà, sia di esprimersi che di capire. E quindi dobbiamo anche partire da questo dato di fatto. Quindi è una persona che non solo si esprime male e capisce male, ma in tutti i suoi racconti tende a distinguere. È un po' quello che ha fatto Pucci, sono le persone elementari, cioè distingue nettamente e vuole marcare molto chiaramente la differenza, e è questa. Le cose che lui ha visto personalmente le descrive nei minimi particolari. Le cose che non ha visto e sa derelato le racconta, chiarendo bene che le sa per sentito dire, ma subito dopo dice: io non so se sono vere, chiedetelo a chi me le ha dette, e nel 99% dei casi si riferisce a Vanni. Cioè, quando noi pretendiamo da lui una verità sulle cose riferite, la prima cosa che fa, e in questo dobbiamo dire che è elementare ma anche onesto, dice: io la so così mi hanno detto, se è vero io non lo so, chiedetelo a loro. Le cose che ha visto, puntuale, irremovibile, circostanziato, sempre presente. Le cose che sa per sentito dire, non c'è stata una volta che non abbia voluto mettere in evidenza la circostanza. Attenzione, io non lo so, così mi hanno detto. Per tutti così abbiamo subito ben presente cosa sto dicendo. Episodio di Calenzano che era avvenuto, me l'hanno detto. C'era Faggi, me l'hanno detto, io non c'ero, non ho visto. Su questo cosa gli ci voleva nell'economia di uno che racconta a dichiarare il falso, a inventare? No, la sua credibilità, al di là delle conseguenze che può avere o meno, è una credibilità di questo tipo. Quello che ho visto potete torturarmi, scusatemi la parola, e io ve le racconterò. E tortura è stata, per 6 giorni gli abbiamo chiesto le stesse cose, ma per 6 giorni le ha dette nello stesso modo, perché le ha viste. Quelle che non ha visto, non c'è tortura, fra virgolette, che tenga, non lo sa, non lo dice, o comunque dice: a me l'hanno raccontata così. L'hai visto quello? Chi era? Mi hanno detto che era, aveva la barba, si chiamava Vinci, me l'hanno detto, sempre così. La tenda l'ho vista, ha tagliato o non ha tagliato, io questo ho visto e questo vi racconto. Esattamente il contrario. Nel momento in cui ha visto, scende nei minimi particolari e è sempre puntuale su quello che ha sentito dire, fa una netta distinzione. C'è un altro elemento che vorrei ben evidenziare a voi giudici nel momento in cui dobbiamo esaminare nei dettagli le dichiarazioni fatte in queste 6 lunghe udienze. E qui io l'ho fatto nel corso del dibattimento, di metterlo sempre bene in luce ogni volta che ho avuto spazio, ma oggi lo faccio perché questo è il momento, con grande chiarezza e decisione. Vi è stato proposto questo tema dalla difesa Vanni. Il signor Lotti e il signor Pucci cadono in contraddizione, perché nei primi verbali hanno detto una cosa e dopo ne hanno detta un'altra. Quindi sono in contraddizione, tant'è che si contraddicono. Io ringrazio il Presidente, come sempre, perché è un mio dovere farlo, ma perché è la realtà. È stato il Presidente
che nel corso del controesame ha fatto presente che le contraddizioni non erano oggettive, ma era una situazione sicuramente da valutare, ma in cui si contestava a Lotti, e in certi termini è stato fatto anche con Pucci, dichiarazioni che avevano fatto il primo giorno diverse da quelle che hanno fatto l'ultimo giorno. Signori, è di tutta evidenza che questi signori sono andati nella loro apertura, nel loro racconto per gradi, e quindi non gli si può contestare che il primo giorno avevano detto cose diverse, gli si può contestare solamente che sono andati per gradi nel racconto, ma non che c'è una contraddizione fra il primo e l'ultimo racconto. Questo non corrisponde alla realtà dei fatti, e direi che tutto il controesame di questi signori è un controesame che mira a mettere in evidenza queste contraddizioni, che contraddizioni oggettive non sono, sono esclusivamente un iter che questi signori, in special modo Lotti, hanno tenuto nel loro racconto. Direi che essenzialmente l'ha fatto Lotti. Su Pucci, come abbiamo visto, a parte che è stata una deposizione molto più breve, è stato di tutt'altro spessore. Lotti, è vero, il primo giorno disse cose ben diverse alla prima interrogatorio del PM, ma perché è stato lui che si è aperto lentamente. Non gli si può oggi contestare come fatti oggettivi quelli che ha detto il primo giorno, gli si deve contestare come mai ce l'hai detto per tappe. Questo è un metodo corretto e su questo siamo qui a valutare, ma non si può dire qual è delle due la verità. No, noi non c'è nessuna contraddizione, c'è un'evoluzione. Sull'evoluzione possiamo fare, è giusto fare tutte quelle considerazioni che saranno sicuramente fatte, ma esattamente in questi termini. E Lotti, una persona che sa prendere decisioni, lo avete visto come uno che è capace di decidere cosa fare da solo? Boh, mi sembra che la sua personalità debole sia emersa fin dal primo momento in tutte le sue condotte. È una personalità chiaramente sottomettibile, ce l'hanno spiegato i consulenti tecnici, ma lo abbiamo visto da soli. È uno che cede chiaramente alle personalità più forti. È di tutta evidenza, lo ha detto lui, ma emerge dalle condotte oggettive. È uno che è portato naturalmente a subire qualsiasi tipo di minaccia, anzi la ingigantisce. Vi ricordate quell'episodio? Avevo paura che dell'episodio Butini poi se ne parlasse in giro, nei termini che è quel fatto rapporto no omosessuale con Butini. Lo spazio in questo processo che deve avere è confinato in un angolo, però vi ricordate come vi ha descritto? Io sono stato costretto perché avevo paura che poi raccontassero che mi avevano visto con Butini. Qualunque cosa avessero fatto quella sera in quella macchina, e voi avete tutti gli elementi per valutare in che termini è credibile, se lo vedremo meglio, è uno che vi ha raccontato che quel solo fatto che lo avessero visto con un uomo in macchina, una strada appartata, qualunque cosa avesse fatta, era per lui un elemento che poteva essere oggetto di minaccia. Vero o non vero? Più che vero, è ovvio nella sostanza di questi racconti. È uno che poi non riesce a elaborare conseguentemente alcuna difesa, subisce. È una persona diffidente, è stato diffidente con gli investigatori, è stato diffidente con voi, è stato diffidente con il suo difensore, è stato diffidente con la polizia giudiziaria, è uno che non si fida di nessuno perché non ha rapporti, non ha relazioni. Come si può pensare che possa aver inventato quello che ha detto sulla base di qualcuno che gliel'ha suggerito? Ma questo non credeva nemmeno alla sua mamma. Figuriamoci se poteva avere un rapporto, io mi rifiuto di pensarlo, ma siccome è stato detto, allora il pensiero ce lo faccio per dovere che questo abbia potuto avere un rapporto con qualcuno che gli ha insegnato o gli ha suggerito cosa dire. Questo è diffidente nei confronti di chiunque, figuriamoci se confessione
nasce da contestazione. Ma in queste ammissioni, per i soli 85 prima, 84 poi, sempre perché qualcuno gli dice guarda tu c'eri, ne abbiamo le prove, cosa fa? Minimizza finché può la sua partecipazione. Anche questo è un atteggiamento che se uno, continuo a usare la parola inventasse perché è stata portata in questo processo, io non la voglio assolutamente non usare, se uno inventasse che bisogno avrebbe di stare a minimizzare la sua partecipazione. C'ero, tanto devo dire così, abbiamo visto, bisogna vedere la confessione se qualcuno è stato indotto, vabbè, potrebbe essere così. Allora, se così fosse, mi capite che non avrebbe senso che un Lotti si mettesse lì a fare distinguo. Sì c'ero però, è tutto un sì c'ero però. E fin dai primi momenti nell'ammettere fa quelle descrizioni che poi gli sono contestate come contraddizioni, perché all'inizio dice siamo andati nella piazzola dell'85, non li avevamo riconosciuti, ci hanno minacciato, poi ci hanno voluto sparare, ci stavano per sparare, tutta una situazione in cui finché può sta sempre più sulla strada, è un concetto ovviamente che uso per spiegarmi, cioè cerca in quei racconti di fare una partecipazione più simile possibile a quella che lui sa essere stata quella di Pucci, cioè io ero lontano, ho visto, ho intravisto, ma chi era, chi aveva. Nel primo momento noi avevamo paura, siamo stati minacciati, abbiamo visto poco, abbiamo intravisto. Reticenza, costante, esitazioni, non certo una scelta volontaria. La scelta volontaria avviene subito dopo, cronologicamente nel tempo, un po' di tempo dopo. Ma all'inizio il signor Lotti è una vittima, si vuole dipingere come vittima. E questo è, come vi cercavo di dimostrare, un elemento forte per crederlo ancora di più. Perché non si siede e fa il racconto finché può, cerca di nascondere tutto ciò che può nascondere. Voi degli omicidi dopo dell'83, dell'82, non sapete nulla. Io mi guardo, mi parlate dell'84, mi dite che ci sono stato e non ve lo posso negare. Io ovviamente enfatizzo questo dato che voi avete, sapete che c'ero e quindi ve la dico tutta. Ma si guarda bene, anche in una situazione in cui gli si fa capire che è bene che la dica tutta la verità, il suo difensore in quel momento gli fa capire che la deve dire, ci pensa, minimizza. Poi, finalmente, pian piano, si decide e racconta il resto. Fa la confessione piena degli episodi così come sono avvenuti per quelli di cui aveva già parlato 84 e 85 e poi di quelli successivi 83 e 82 che Lotti ha raccontato dicendo che era presente nei modi che sappiamo, cioè solo ed esclusivamente in un secondo momento ha modificato ulteriormente il suo comportamento perché ha capito, e in questo dobbiamo dargli atto che ha fatto una maturazione, una svolta, sicuramente il difensore, se è stato il difensore o lui stesso avranno avuto molto chiara la situazione. In quel momento, solo in quel momento, dopo tutte le contestazioni, ha raccontato fatti che assolutamente non conoscevamo. Presidente, io penso che oggi io mi potrei fermare qua. E sicuramente io ne ho in abbondanza per tutta la mattinata di domani. Nel caso, ecco, vedremo
come orari come possiamo fare. Io penso domani di riuscire a terminare, però vorrei far capire che ho necessità di andare molto lentamente e puntuale. Grazie Presidente. Eventualmente andiamo anche sabato mattina. Grazie, volevo ipotizzare questa situazione. Ok. Allora l'udienza è tolta, domani alle 9:30. Grazie. Nuova traduzione del Vanni. Eventualmente per sabato mattina abbiamo degli impegni al Consiglio dei Giovani. Non lo so se è sicuro, vediamo. Vediamo. Lo vediamo domani, nel caso rimanderei a sabato Io mattina per far un'ora. concludere il pomeriggio sono disposto anche a concludere a fare il pomeriggio domani. Io preferirei eventualmente un'ora sabato mattina. Comunque, Tutto qui.